Lonati ha aperto l'intervento suo col domandone del secolo, no? Perché teatro? Allora ha detto, porca miseria, sono domande che ti fanno scattare, pur lavorandoci dentro 24 ore al giorno da 20 anni, ti fanno scattare delle risposte banali. Allora dici, caspita, proviamo a dare una nostra visione del perché facciamo quello che facciamo. Poi dicono, no, troppo, chi se ne frega. Oggi si parla di spettatori, perché dobbiamo fare spettatori? Domandone. Però di quello stiamo parlando, no? Vogliamo tutti, pensiamo tutti che formare pubblico, avere pubblico, andare a intercettare nuovi pubblici sia una cosa importante. E allora, come in quei momenti in cui pur facendo quotidianamente certe riti, certe routine, certe pratiche, a un certo punto ti fermi e dici, ma che sto facendo? Allora in 2 ore ho scritto delle stupidaggini, perché questo si può fare in 2 ore o in 20 anni di lavoro, e ho provato a rispondere, ma perché dobbiamo fare spettatori? La prima risposta è quella che nessuno di noi pensa sia quella vera, però è quella poi su cui spesso veniamo parametrati e controllati e sono indicatori che ci richiedono. Perché dobbiamo vendere biglietti? Non perché dobbiamo vendere biglietti, diciamo meglio. Gli spettatori, la carta d'identità dello spettatore è anche quella di essere quello che si siede in platea, si chiama spettatore, guarda, paga un biglietto e quello è un indicatore. Però chiaramente è una risposta cinica, noi non vogliamo formare spettatori perché così si alzano gli indicatori e incassiamo di più, è ovvio, lo dico senza ironia ovviamente. Allora c'è di più, perché non si dà teatro senza spettatori, l'abbiamo studiato a scuola, non si dà teatro, cioè io non riesco a fare il mio mestiere se voi non venite. Venite, cioè fatemi un favore, venite perché sennò io non so perché lo faccio, siete un po' dei cartonati, cioè ho bisogno, voi stiate lì perché sennò io di qua non ho più senso. Altra risposta, ovviamente, sì, tra il simpatico e il provocatorio. Perché ti fa bene, cioè fa bene, spettatore, tu vieni a teatro e ne hai un godimento, ti fa bene, vieni, sii spettatore che vedrai che stai bene. È un atteggiamento un po' paternalistico, cioè io che lo faccio e lo so, ti dico mettiti la sciarpina che sennò prendi freddo, vieni a teatro così stai meglio. Allora alla fine di tutto questo, la frase che più mi ha convinto e mi fa dire, beh, insomma, tutto sommato ci svegliamo tutte le mattine per una missione un po' più alta, è qualcosa che ovviamente assomiglia all'ultima che ho detto, ma è leggermente diversa, cioè perché mi sembra che il teatro oggi possa essere una pratica che fa la differenza, possa essere un ecosistema che può fare la differenza, può essere un calore che può fare la differenza. Fare la differenza, questa cosa mi piace molto. Di chi? Cioè chi è che facendo, stando dentro il teatro, guardando teatro, annusando teatro, poi è diverso? Il pubblico, generico ancora una volta, poi abbiamo detto che il pubblico sono i pubblici, tanta gente diversa. La gente più largo. Augias ieri su Repubblica dice che la gente adesso non si può più definire la gente perché è l'evoluzione peggiorativa di popolo, cioè qualcosa che è diventato nell'accezione comune brutto essere la gente, quella di Facebook, la gente, quella roba lì, niente, non si può usare la gente. Il cittadino, spesso usiamo l'espressione cittadino, il teatro ha una funzione civile, ha una funzione che è spesso strumento nei percorsi di partecipazione attiva della cittadinanza, no? Però cittadino è anche una parola che in qualche modo è collusa col potere, collusa con i poteri forti, allora va benissimo, però forse ancora di più. Allora penso che forse fa la differenza per te, per te singolo, per te, uno per uno, uno alla volta, per te il teatro può fare la differenza. E allora, se è così personalizzata la cura, l'amore, Chiara prima parlava di uno sguardo che è di affetto, che è di cura, che è uno sguardo che accalora, e allora non può essere generico e generalista, deve essere in qualche modo 1 a 1, quasi, 100 a 1, ma sicuramente personalizzato. Quindi c'è una fase di ascolto, c'è una fase in cui il teatro, chi fa teatro deve in qualche modo, come dire, prima studiare, prima di dare. Poi è chiaro che ognuno
ha la sua poetica, la sua estetica, ha i suoi strumenti e da quelli partirà, ma partirà magari per prendersi cura con un suo modo, con una sua modalità di quella singola persona, e quella singola persona è molto diversa. Io domani apro la stagione, sabato apro la stagione, so già che dei miei 200 spettatori, è un discorso che abbiamo fatto anche in una chiacchierata con gli amici di Alta Velocità e di A Teatro in un convegno qualche giorno fa a Bologna, so già che nella mia platea i miei 200 spettatori sono molto diversi gli uni dagli altri. Sono spettatori, hanno varcato quella soglia, hanno pagato un biglietto, sono proprio quelli nell'ultima parte della filiera, quelli che vogliono assistere al teatro, vogliono guardarlo, vogliono farsi sorprendere, farsi ribaltare, farsi interrogare. Sono proprio quelli che chiamiamo normalmente spettatori, ma sono tutti diversi, perché io so già che avrò una decina di ragazzi sordi attraverso una serie di attività che facciamo sul territorio, c'è questa bellissima frequentazione per cui arrivano i ragazzi sordi, e quindi noi sovrattitoliamo alcuni spettacoli per i ragazzi non udenti. Ed è molto comodo avere nella parte dietro del teatro, in modo che non dà fastidio a tutta la platea, ma chi vuole può sedersi nell'ultima fila di gradinata in modo da leggere i sovrattitoli. È molto comodo anche per quelli che a seconda dei casi possono essere un 5% o un 50% di spettatori stranieri che vengono a vedere i nostri spettacoli. E avere un occhio sull'italiano là sopra gli fa comodo. E sospetto che anche qualche spettatore dei nostri over 70-80 gli faccia comodo avere ogni tanto lo sguardo lì sopra. Ho molti ragazzi giovani, ho molti spettatori di primo pelo che non sono mai entrati, ma sono proprio, adesso non vi do i numeri, ma siccome li conosciamo uno per uno, so che di quei 200 che vedranno a Cabadora sabato sera, molti saranno spettatori di primo pelo, di prima generazione, che hanno iniziato a frequentare l'ETC nell'ultimo anno, e quindi anche con una capacità di ascolto di un certo tipo e una fragilità di un certo tipo. Allora, se sono così diversi, ma li conosco, per loro posso pensare a delle pratiche di ascolto, di aiuto. In alcuni casi Massimo Marino, l'incontro prima dello spettacolo, la preparazione in qualche modo, magari con un bicchiere di vino in un aperitivo che introduce lo spettacolo, Massimo può parlare a un certo tipo di a una certa parte di quei 200 spettatori. Però nello stesso tempo c'è una parte di noi che va con la macchinina a prendere gli anziani di San Lazzaro che non vengono a piedi. A quelli non interessa Massimo Marino, interessa avere una macchina per arrivare in teatro e qualcuno che li accompagna. Tutto questo lo facciamo noi perché li conosciamo, li vediamo, ma la filiera possibile di possibili spettatori o di spettatori reali nei vostri teatri, ovviamente a seconda dei territori avranno degli identikit diversi. E allora penso, ed è il secondo, c'è un terzo, ma è veramente di un minuto, un secondo momento di riflessione sul fatto che se gli spettatori sono così diversi, anche le pratiche di accoglienza, di ascolto devono essere molto diverse. E forse non bastiamo solo noi teatranti che cerchiamo di prenderci cura dei nostri spettatori, forse abbiamo bisogno di una filiera un po' più larga. Stamattina colei che pensava alla storia come l'assessore alla cultura del comune di Lecce, cioè chiamata così, che è Antonella Agnoli, Antonella diceva, no? Ci sarà bisogno di centri commerciali della cultura. Ecco, allora nei nostri territori, magari non tutti insieme, siamo tutti pieni di istituzioni culturali piccolo-grandi. Siccome c'è bisogno di una specie di alleanza terapeutica tra tutti i soggetti che fanno cultura, che si occupano di bello, che cercano di lasciare il segno nelle persone, brutta espressione, un po', però insomma, avete capito cosa intendo. Allora bisogna che sui territori ci sia questa alleanza, perché questa guerriglia a bassa intensità, di cui c'è bisogno, di andarli a scovare uno per uno nelle case, nei centri, cittadini dove camminano, ha bisogno di tutti, ha bisogno della filodrammatica, ha bisogno dell'associazione culturale che si trova tutti i giovedì sera a leggere un libro, ha bisogno della biblioteca, ha bisogno del teatro nazionale, ha bisogno dei non professionisti, ha bisogno delle filodrammatiche. Ognuno intercetta un piccolo pezzo, ognuno si prende cura di quelli, come dire, più vicini a entrare e a essere ribaltati. Per alcuni di questi entrare a teatro non è la soluzione, vedere il bello sul palco non è utile. Ci sono dei momenti in cui ci sono persone in cui in quel momento non sono ancora pronte, è una brutta espressione, non sono ancora, come dire, arrivati al punto di essere cambiati da uno spettacolo. E allora forse anche farglielo fare va bene, perché quella malia, quel ribaltamento, quello sconquasso che molti di noi sanno
di provare e di avere provato quando vedono Chiara in scena, per dire. E talvolta invece c'è bisogno di un bravo insegnante di teatro, di quelli ruspanti, che in una stanza come questa o anche meno bella di questa ti fa capire la bellezza del teatro, perché ti spiega che Amleto ci mette 5 atti a vendicarsi, perché il problema suo è quello, che non ha il coraggio di, banalizzando ma omogeneizzando emozioni in maniera tale che possano essere assimilate. E l'ultimo concetto, e poi mi fermo, quello dei finanziamenti. Noi siamo fortunatissimi, siamo in una regione, anche qui non è piaggeria perché c'erano Massimo, c'è Gianni, siamo in una regione che intercetta questa rivoluzione copernicana di modalità, di pratiche che dal palcoscenico si spostano, ma rimanendo centrali ovviamente quelle del palcoscenico, della produzione, si spostano per prendersi cura degli spettatori in platea, che intercettano i cittadini là fuori, che vanno fino nelle periferie a lavorare con le fragilità. Cioè abbiamo un'impalcatura in regione anche di finanziamenti che tengono conto di questi elementi, finanziano sostanzialmente. Però non è così facile, non è così facile. Se, non so se Fabio dopo mi racconta se c'è, non so, un servizio per esempio di navetta su alcuni spettacoli che da Rimini porta sulla gente, ma sono sicuro che se c'è è difficile pagarlo con soldi pubblici, cioè di solito rimane fuori, c'è una quota sicuramente anche ministeriale che ti consente di attivare certi meccanismi di pratiche che aiutano fisicamente il pubblico a entrare a teatro, però è sempre molto difficile avere linee di finanziamento che in qualche modo diano alla formazione di domanda lo stesso peso della formazione di offerta. Noi stiamo continuando a finanziare delle industrie di biciclette, mentre il resto del mondo vuole comprare dei SUV. È un bel da dire che con la bicicletta staranno meglio. Andranno a comprare tutto il SUV. Noi costruiamo continuamente biciclette, cioè costruiamo spettacoli, produciamo spettacoli, si produce tantissimo e non riusciamo a investire altrettanto nello spiegare alla gente che la bicicletta è meglio del SUV. E qua chiudo.